Sull'affidamento attuale sul nuovo bando per la gestione della discarica comunale per i rifiuti inerti in località Suberinao a Nuoro, il Movimento 5 Stelle ha presentato in Consiglio Comunale un'interpellanza al fine di chiarire alcuni punti. In una nota firmata dalla consigliera comunale Marassanna si chiede perché si sia proceduto per oltre 2 anni ad affidare in maniera diretta la gestione della discarica, il cui importo supera gli 80.000 euro annuali, e soltanto nel mese di luglio si sia indetta un'indagine conoscitiva rivolta a più ditte. Inoltre l'esponente dell'opposizione intende conoscere quali ditte partecipanti e quali le motivazioni che hanno determinato la conferma dell'attuale gestore e l'esclusione delle altre. Con l'interpellanza, spiega la consigliera Sanna, il Movimento 5 Stelle intende fare luce sulla condizione di incertezza giuridica in cui versa l'area utilizzata per la discarica comunale. Con sentenza numero 152/2013 la Corte d'Appello di Cagliari, scrive il Movimento, ha condannato il Comune al rilascio dell'immobile previa bonifica. Si chiede se ci siano novità giuridiche che portino ora il Comune a predisporre un nuovo bando di gara utilizzando l'area oggetto del contenzioso. Inoltre il Movimento 5 Stelle intende sapere quale sia il progetto per la discarica, se sia stato fatto tenendo conto delle criticità più volte segnalate dell'attuale sistema di conferimento per i cittadini, ma anche se il Comune, analizzando il funzionamento e stimando i costi, abbia considerato la possibilità di altre tipologie di gestione, mettendo a confronto un affidamento esterno come quello attuale ad uno di tipo diverso, per individuare il più conveniente. Il Movimento 5 Stelle, conclude la nota, sollecita inoltre l'amministrazione comunale affinché il nuovo bando venga portato in Commissione Ambiente e poi in Consiglio Comunale nel suo iter di progettazione e non solo al lavoro ultimato, garantendo così il confronto democratico e la trasparenza.